cordiale saluto a tutti i presenti. Devo dire che è vero, è la prima volta e devo dire che già il contesto è un contesto importante, perché devo dire a Don Isidoro che questo, oltre che essere un luogo di culto e di raccoglimento, un luogo di fede, è una struttura che dà delle suggestioni veramente particolari e di grande bellezza. E in uno scenario come questo credo che i cori, per il momento ne abbiamo ascoltati 2, più i bambini, ecco, credo che abbiano dato veramente prova di grande professionalità, di grande capacità. Quindi io ringrazio gli organizzatori per l'invito, veramente un grazie per questa splendida serata che ci stanno offrendo, e voglio rivolgere un augurio a tutta la comunità di Bonarcado, che questo 2011 possa essere un anno di serenità e di salute. Talvolta la salute viene un po', come dire, non viene sottolineata. Io credo che un anno di salute sia una cosa importante, perché poi con la salute ci possono essere tutte le altre cose, la serenità e poi tutta una serie di cose che probabilmente in questo momento abbiamo difficoltà a trovare, ma speriamo che nel 2011 quantomeno si possa iniziare come dire, un percorso nuovo che ci possa offrire tutte le cose che ciascuno di noi desidera. Grazie e buona serata. Grazie a lei. Mi rivolgo con lo stesso tema, con lo stesso invito anche al Presidente della provincia, il suo saluto e il suo commento. Io sono particolarmente lieto di porgere a tutti voi un saluto, come diceva Sua Eccellenza il Prefetto, da questo magnifico scenario che è la Basilica di Santa Maria di Bonarcado. Un saluto ed un ringraziamento agli organizzatori che mi hanno permesso di partecipare per la prima volta. Ahimè, il prefetto è giustificato perché è qui da poco, io meno perché sono qui da 40 anni. È la prima volta che partecipo a questa rassegna dei canti natalizi, devo dire fino ad ora veramente, veramente esaltante. Un saluto e un ringraziamento anche a quanti si sono esibiti fino adesso, a cominciare dai coristi più piccoli, per l'impegno che hanno messo, per l'animo che hanno messo nelle loro espressioni. Quando le cose si fanno con cuore si fanno indubbiamente bene. E un saluto particolare, un ringraziamento particolare, consentitemelo per la sua bravura, al maestro Roberto Tangiano. Io non so se sia veramente un maestro, ma credo che non tarderanno a riconoscergli questo titolo. Ho avuto occasione di sentirlo in altre occasioni, è veramente molto bravo. A questo punto, per rimanere in argomento, mi unisco al coro di quanti vi hanno fatto i migliori auguri per il 2011. Anch'io, come ha detto Sua Eccellenza, credo che ci voglia perlomeno un binomio tra salute e serenità per poter condurre un'annata come quella che tutti speriamo, migliore di quella che ci ha abbandonato. Grazie.